Benvenuti, napoletani. Passiamo alle notizie del Napoli, ma prima lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Forza Napoli sempre! Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo solito editoriale. Il Napoli, come diciamo sempre, deve avere uno sguardo un po' strabico, guardare avanti e indietro, perché la corsa alla Champions League è complessa. L'ascesa del Como, in questo senso, è già dimostrata. La vittoria con il missile da cuna, scusate il termine, perché parlare di missili oggigiorno è davvero improprio, a Cagliari ha permesso al Como di recuperare terreno sulla Roma. Qual è la condizione essenziale? Dobbiamo vincere la prossima partita in casa contro il Lecce, la nostra roccaforte, il Maradona, e poi andare a Cagliari, una piazza difficile, dove il Cagliari non è sicuro e deve lottare per i 3 punti. A questo punto, il Napoli avrà una grande opportunità, non solo di qualificarsi per la Champions League, ma anche di concludere la stagione al secondo posto, che, a mio parere, è un obiettivo da non sottovalutare in alcun modo. Per concludere, vorrei dire che stiamo ricevendo alcuni rinforzi, come Anguissa, Kevin De Bruyne, il ritorno al gol di Romelu Lukaku la scorsa settimana e il miglioramento di Gilmour. Insomma, ci sono buone notizie, ma stiamo ancora perdendo giocatori. La fascite plantare di Vergara, se confermata, lo terrà fuori per un po'. Io stesso ho avuto la fascite plantare e so che non guarisce in 7 giorni, quindi è fuori questione. Quindi, perdiamo un altro giocatore. Vedremo chi giocherà contro il Lecce, se toccherà a un giovane o a uno dei grandi nomi tornare titolare, ma il Napoli continua a perdere giocatori. Un'ultima osservazione sui gol fatti e subiti. Qualcosa non va. Il Napoli ha subito gol in 10 partite consecutive, non è riuscito a mantenere la porta inviolata e, soprattutto, ha già subito 29 gol in 28 partite. Sono tantissimi gol. Si avvia verso i 39 a 40 gol entro la fine della stagione, un numero enorme per una squadra che l'anno scorso ne ha subiti solo 27, la migliore prestazione tra i primi 5 campionati europei. Hanno urgente bisogno di migliorare la loro prestazione difensiva. Il secondo punto è l'attacco. Il Napoli non se la passa male con 43 gol, ma c'è una differenza notevole in questo campionato, un'anomalia. A parte l'Inter, che ha segnato 63 gol ed è in una categoria a sé stante in termini di gol segnati, c'è un'anomalia. Chi non ha un centravanti segna molti gol, chi ne ha uno ne segna pochi. La Juventus, che non ha un centravanti ma non pagherebbe una fortuna per averlo, ha segnato 50 gol. Il Como, che non ha un centravanti perché Morata è stato un fallimento, ha segnato 46 gol. Roma e Milan, che pure non hanno un vero centravanti perché giocano con ali adatte al ruolo, ne hanno segnati 43, così come il Napoli. Il Napoli, che ha 2 o forse anche 3 centravanti, perché Giovane è quasi un centravanti, ma anche Højlund, che è un ottimo centravanti, ha segnato solo 43 gol. La Roma, che ha Malen, arrivato più tardi, ha segnato meno di 40 gol, e persino l'Atalanta, che ha 2 centravanti forti, Kristovic e Scamacca, ne ha segnati solo 39. Un argomento tattico che vorrei affrontare oggi, perché i centravanti sono desiderati, ma forse a volte manca più lo spazio, che un centravanti in sé. Come diceva Guardiola, il vero bomber. Il terzino sinistro dell'Inter Federico Di Marco ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan, criticando il gol in extremis e citando il fallo di mano di Bissek in Inter-Lazio dell'anno scorso. Nel primo tempo abbiamo impostato la partita con una difesa media. Sapevamo che avrebbero potuto farci male in contropiede. Abbiamo creato poche occasioni rispetto a quanto fatto vedere in Serie A. Ci è mancata chiarezza nei cross e nei passaggi finali. Abbiamo avuto 2 occasioni, una con Miki e un'altra con me. Avremmo potuto fare meglio. Sembravi un po' stanco. Non lo so solo che si parla di questa squadra dall'inizio della stagione. Dicevano che non eravamo tra le prime 4, ma è già marzo e siamo 7 punti avanti. Cosa dovrei dire alla squadra? Niente, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Hai rivisto il fallo di mano di Ricci? All'inizio non l'ho visto. Ho visto Pio alzare il braccio. Ogni domenica ci sono azioni che vengono discusse. Non mi piace entrare in quell'argomento. Dico solo che il suo braccio era troppo lungo e avrebbero potuto consultare il VAR e lasciare che l'arbitro decidesse. Queste sono partite importanti. L'anno scorso, un'azione simile tra Inter e Lazio finì in pareggio. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Qual è la tua opinione? Lascia un like al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!